L'ente Friuli nel mondo in assemblea alle stanze di Sequals sulle orme di Primo Carnera tra identità e sport. Sentiamo Dario Ranzoni. I giovani, lo sport e le radici ritrovate sono i temi della 71esima convention dell'ente Friuli nel mondo, che vede l'attività sportiva come veicolo per rinsaldare l'identità friulana e diffonderla anche tra i giovani. L'incontro, in omaggio al campione del passato Primo Carnera, si tiene a Sequals, il suo paese natale, con la presenza delle campionesse paralimpiche friulane Katia Aire e Giada Rossi. È l'occasione per parlare di sport, certo, ma anche per fare il punto della situazione e, secondo alcuni, servono nuovi impulsi e nuove idee. Abbiamo un'anagrafe italiana all'estero, occorre un'anagrafe friulana all'estero. Ora non dobbiamo andare alla ricerca dei friulani nel mondo. Finora erano i friulani a venire normalmente in Friuli. Ora, se non andiamo più a cercare i figli, i nipoti dei friulani, penso che la corrente si fermerà. Il compito di rilanciare le radici dovrebbe toccare agli enti locali. Se non lo fanno i comuni, se non lo fanno proprio i paesi da dove venivano i loro antenati, nessuno lo farà. Nuova linfa può venire dai giovani, come è successo a Londra, dove il Fogolar è rinato. I social media sicuramente hanno un po' portato via quello che era l'associazionismo di una volta. Quando non c'erano i telefonini e i computer era più difficile rimanere in contatto con le persone. Quindi adesso magari la gente preferisce essere su un gruppo WhatsApp, queste cose qua. Ma credo che soprattutto per i giovani di adesso ci sia un po' la riscoperta di cercare di incontrarsi faccia a faccia. Questa edizione segna anche la fine del mandato del presidente Loris Basso alla guida dell'ente, una gestione che ha dovuto superare le difficoltà della pandemia, ma che ha rinsaldato i legami con i Fogolars, anche coinvolgendo i giovani, che possono anzi diventare una risorsa per la regione. Noi siamo in grado, tramite la nostra rete capillare, di riportare in Friuli, in Italia, questi giovani. Quindi avremo bisogno di un sostegno finanziario, organizzativo, perché siamo in grado di mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra peculiarità a livello mondiale.